No, ebbene sì ragazzoni miei, sono appena resuscitato da un mio triste intermezzo fra un video e l'altro chiamato vita, e sono ancora più carico che mai per dimostrare come io non sono proprio capace a spendere come si deve il mio tempo libero, ma senza perderci in chiacchiere, oggi ho intenzione di incominciare una nuova serie basata sul Palazzo dei Morti di FF14. Obiettivo missione di oggi, la missione avrà un nome in codice, là, dove osano i capobastoni. Ma senza perderci in chiacchiere, direi che è ora di entrare nel dungeon. Ok perfetto siamo dentro, ora direi che possiamo incominciare a... Se continuo così il video diventa solo io che taglio mostri in continuazione, forse dovrei provare a dirigere il video in modo diverso? Nel secondo piano per lo più ho affettato qualche ratto qua e là, aperto qualche cassa, sono saltato in aria. Ma nulla di particolare. Direi che possiamo passare al terzo piano. Ma che cazzo, il gioco è appena crashato. Ma porca di quella Madonna Vergine. Stavo bevendo la Coca-Cola quando al minuto 4:20 vedo lo Slenderman. Va bene ragazzi miei, letteralmente il dungeon continua a ripetersi, ogni tanto cambia qualche nemico, ogni tanto un po' l'atmosfera, ma in sostanza faccio sempre le stesse medesime cose, quindi passiamo al boss. Vabbè dai raga, lo so che la vostra soglia di attenzione è al limite, quindi facciamo fuori questo madreputtaniere. Ok raga, di solito interrompo i video di botto, ma volevo solo dirvi che il rincalo di video di sto canale non è dato da seri problemi, è solo che certe volte non mi va di farli. Insomma sì, ieri sono stato un'ora ad ascoltare il fortissimo vento sul letto con la finestra aperta e il giubbino addosso.
Aspe o cazzo, un pensiero profondo. Aspe no, cazzo, 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 cazzo. Stacca, stacca, stacca tutto.